Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 17 settembre e chiaramente do il buongiorno a Francesco. Sono do il Ciao. buongiorno, Sono do il bella, buongiorno. bella Come stai? questa. Come ti senti? Benissimo, nonostante Davvero? sia anziano. Sì, sto bene. Spieghiamo perché ieri ho giocato a calcetto dopo un anno, terza partita in 7 anni. Ecco. Durante la partita La ero media. moribondo, fondamentalmente. Beh, vabbè, ho crociato ernia del disco, cioè, vedi tu. vabbè, Insomma, Hai non un è trascorso, è uno Sì, storico. sì, è uno storico clinico, sì, sicuramente. Per cui sono vivo, tra l'altro mi ha scritto anche il mio amico appunto con cui abbiamo giocato ieri per chiedere informazioni sul mio stato e sui dolori di oggi. Pensavo molto peggio, ma temo che il peggio arriverà tra qualche ora, perché tendenzialmente per me fa sempre Tende così, ad cioè, aumentare. l'acido lattico diventa problematico a distanza di quasi 20 ore tra una cosa e l'altra, e quindi tra partite in 7 anni più gettoni di Milik, dice Esatto. Davide. Sì, avessimo buono. anche lo stesso stipendio sicuramente. No, io ho pagato per giocare invece, come fanno tutte le persone Come che facciamo come tutti me. normali. Esatto, come tutte le persone non professioniste sono costrette a pagare. Vuoi fare anche un commento sul turno del Cagliari ieri sera in Champions? Sì, non ho visto niente, ho solo visto 2 minuti di Juve sul 2 Hai a visto 4. tanto? Hai visto sul 2 la a parte 4. migliore? No, ma proprio 2 minuti, ho visto solo il 3 a 4 di Vlahovic e poco prima che segnasse ho detto alla mia compagna, guarda, secondo me pareggiano, e poi ho cambiato perché ovviamente la Champions a me purtroppo sto invecchiando e non appassiona. Però ha segnato di nuovo Lelli Kelly. E quindi 4 a 4 Incredibile. e quindi avrei dovuto giocare, solo che sono contro le scommesse, quindi non avrei comunque giocato. Ruolo? Ma che Chiedo. fascia, ragazzi? Boa Difensore al centro, centrale. davanti. No, davanti, punta centrale. Sì. Attenzione. Di poco movimento. E ho detto anche agli amici, dal quarto pallone che provavano a darmi sullo scatto, gli ho detto, ragazzi, allora, se non volete buttare il pallone dovete darmelo nei piedi, poi vediamo. E da lì allora un po' la partita è cambiata tendenzialmente. Quindi la funzione del birillo lì al centro dell'attacco. Bravissimo. Okay. Sì, tendenzialmente Sei smistatore. Esattamente. No, il problema è che non giocando da così tanti anni ho perso il tono muscolare, ho perso le misure del campo, dei passaggi, dei tiri, quindi ho fatto degli errori inenarrabili. A 7? A 5. No, allora è un altro sport addirittura a 5. A 5. Però sono tornato a casa sulle mie gambe, senza dolori, quindi quello è la cosa principale. Poi tra l'altro avevo la maglia del Cagliari Primavera di 2 stagioni fa, ecco, sperando che mi trasmettesse un po' di giovinezza, un po' di entusiasmo giovanile, però non è servito a niente manco quello. Sai chi è esperto di entusiasmo giovanile di Cagliari Primavera e non soltanto in questi anni? Il nostro primo ospite di oggi, ovvero Vittorio Sanna. Ciao Vittorio, ben trovato. Ben trovati, buongiorno. Ciao Vittorio. Ti è piaciuto questo parallelismo sull'entusiasmo giovanile? A sentire voi definirvi anziani, io sono morto.
possa andare Guarda che Luca è quasi tuo coetaneo, Vittorio, cioè, sembra quasi. strano, ma in realtà è quasi tuo coetaneo. Luca Cioè, ha almeno 5-6 anni meno di me. Almeno. E tra l'altro possiamo dire, Vito, abbiamo giocato per diverso tempo a calcetto insieme, uno contro Insieme e l'altro. contro anche. Contro, esatto. E quando si giocava contro erano scintille, erano, perché Sì. tutti Erano e due bei tempi, dei esuberanti. Bei tempi. Come stiamo, sì. Vittorio? Bene, benissimo, sto molto bene, sto lavorando tanto, ho detto bene, l'entusiasmo dei giovani mi viene trasferito, cioè quando lavori con i bambini, con i ragazzi, tu vivi attraverso il loro entusiasmo, le soddisfazioni le cogli attraverso i loro successi e quindi è un travaso di entusiasmo, visto che io non mi posso permettere neanche una partita negli ultimi 3 anni, quando fino a che giocavo anche 2 o 3 volte a settimana. C'è stato un giorno in cui ho detto basta e da quel giorno è stato basta, perché È stato basta proprio, cioè senza alternativa. Senza alternativa. Io avrei voluto giocare di più, la verità, negli ultimi anni, però vabbè, a parte la vita maledetta del giornalista che tu ben conosci, che noi ben conosciamo, che purtroppo, cioè, o fai come Luca Di Leonardo che diventi talebano, che allora il lunedì sera per forza devi giocare, cioè qualunque cosa succeda tu il lunedì sera devi giocare, Certo. oppure no. Però devo essere sincero, mi sono messo d'impegno quest'anno, ho detto devo riprendere a giocare con calma, come insomma, anche soltanto davvero per muovermi un secondo, visto poi quella che è stata la stagione scorsa, in cui il fisico mi ha dato un alert importante, e quindi ho detto vabbè dai, facciamo che ci rimettiamo a giocare. Poi io odio la palestra, odio camminare, odio correre, e quindi l'unico modo è... Non solo se mi ricorre qualcuno senza farla. Esatto. e quindi o ci prendiamo dei levrieri per correre in un campo così, oppure l'altra alternativa è giocare a calcetto. L'ulteriore spopolamento della Sardegna, perché giocare a 3 contro 3 tra un po', perché non ci saranno più 10 Ma allora, guarda, sinceramente, e poi cambiamo perché penso che a nessuno interessi di questo argomento, però ieri come sono entrato in campo, abbiamo giocato all'ossigeno, quindi in via Dante, per gli anziani. Esatto. Non puoi giocare all'anidride carbonica. praticamente. No, però mi sono stupito effettivamente del fatto, non tanto che ancora ci fossero campi da calcetto, perché già quella era una novità, ma quanto del fatto che fossero tutti occupati, e che addirittura per trovare posto devi prenotare con molto anticipo, e quindi insomma, meno male che ancora un po' resiste, ecco, il movimento amatoriale in qualche modo, perché poi si è passati calcio a 7, calcio a 8, al padel ovviamente, tennis, è stato tutto, sì, padel, esatto, quindi contro 2. siccome ero un po' fuori dal giro, mi sono un po' stupito di questo fatto. Va bene, Vito, parliamo di Cagliari. Ovviamente, certo. Sì, ovviamente. Io devo dire che chiaramente, come avete già anticipato, mi sento molto coinvolto da questo Cagliari, perché da un paio d'anni ho lavorato a stretto contatto con Fabio, con la Primavera, cioè nel senso che avevamo questi corsi legati alle cosiddette soft skill, che vengono curate ora sempre di più anche nell'ambito del calcio. E ho conosciuto a fondo Fabio, con cui il destino mi ha fatto incrociare, perché oltre al lavoro di giornalista c'è stato quell'episodio che è diventato caratterizzante la carriera di Fabio, il pianto al microfono, che mi ha legato a lui, cioè nel senso che quell'intervista è diventata simbolica, emblematica, e diciamo che è stato anche per Fabio è stato, lui in quel momento si vergognava quasi di piangere, ma io gli dicevo guarda che è assolutamente normale, è questo che deve trapelare. Secondo me quell'episodio lo ha reso ancor più amato un po' da tutti, perché rappresentava veramente lo spirito di sacrificio, l'abnegazione, la costanza, la determinazione, tutti i valori che Fabio secondo me ha incarnati ormai e li vive anche da allenatore. Quindi ci tengo tantissimo al Cagliari, perché c'è il Cagliari, ma in questo caso anche perché l'allenatore, un po' quello che capitava anche con Diego Lopez, devo essere sincero, perché con Diego io sono molto legato, e quindi vivevo anche
le sofferenze dell'amico e vivo anche le sofferenze dell'amico. Vedere il Cagliari così, che comincia a incarnare quello che è il personaggio, quello che è la persona, quelli che sono i valori, per me è una grandissima soddisfazione, indipendentemente dal fatto che c'è tanto da lavorare, perché la filosofia del lavoro deve essere sempre quella che domina, e questo Cagliari ha tanti margini di crescita, perché è giovane, perché ha tanti ragazzi che vogliono crescere, e perché, ripeto, ha nello spirito dell'allenatore, e devo dire, ancora più l'allenatore, questo spirito è stato sposato dalla società, ha nello spirito in questo momento della società quello di voler pensare ad una crescita costante. Abbiamo parlato, Vito, in questi giorni di Cagliari concreto, un Cagliari pratico, come era Fabio Pisacane da calciatore, ma come abbiamo visto anche in questi anni di primavera, siccome appunto tu hai seguito in questi anni tutto l'excursus, ricordiamo Pisacane che inizia la stagione 22-23 da collaboratore tecnico di Liverani, poi arriva Claudio Ranieri che cambia un pochino anche le gerarchie all'interno della società, Pisacane che dopo qualche mese sostituisce Michele Filippi, esonerato dalla panchina del Cagliari Primavera, e imposta una sorta di rivoluzione silenziosa, mi viene da dire, fatta appunto di tanto lavoro, pochi lustrini, tanta concretezza. Lo si è visto l'anno scorso con il trionfo in Coppa Italia, quella glorioso pomeriggio dell'Arena Civica, Luca, insomma è stato proprio bello essere presenti lì, ma in realtà quella è stata la punta dell'iceberg di una seconda parte di stagione in cui il cambio di passo dal punto di vista tattico, ma soprattutto mentale, si è visto in maniera importante, cioè di un Cagliari che è passato dal non riuscire appunto a essere concreto, a volte cercando anche di mostrare qualcosa di più, anche di troppo, mi viene da dire, sul campo, a un Cagliari invece estremamente pragmatico. Penso alla crescita incredibile di Joseph Liteta, uno dei giocatori che l'anno scorso hanno proprio impersonato, secondo me, questo cambio di passo, fino poi appunto alle vittorie contro le grandi, sia in Coppa Italia che in campionato, perché il Cagliari è andato a vincere contro l'Atalanta, è andato a vincere contro il Sassuolo, e veramente per un punto di fatto non è andato ai playoff. Ecco, tu ti aspettavi già da subito che anche il nuovo Cagliari avrebbe avuto quell'impronta di concretezza? Io personalmente sì, però... Anch'io, ma qui entrano in merito tu sai, non è che mi tiri indietro quando devo criticare qualcuno, quando la società ha sbagliato. Ecco, stavolta secondo me la società ha capito a fondo quali mostre dovevano essere fatte, ha sacrificato anche qualche calciatore che probabilmente in cuor suo avrebbe tenuto come premio per il passato, ma ha preparato secondo me il campo perché Fabio potesse esprimere quello che è il suo credo. Tu hai citato prima i miglioramenti o gli adattamenti di carattere tecnico e tattico e a quello che è il cambiamento mentale. Rispetto anche allo stesso Filippi, che è uno veramente molto bravo a lavorare sulla tattica, sulla tecnica, sugli aspetti strettamente legati al gioco del calcio, rispetto a Michele io credo che la vera capacità di Fabio sia quella di lavorare sullo stato mentale, che è quello che gli ha permesso di nascondere anche i suoi difetti tecnici da calciatore e i suoi limiti tattici. Cioè nel senso che lui ha sempre studiato per poter essere all'altezza della situazione e ha sempre studiato per vincere contro chi era più forte di lui. Questa mentalità secondo me riesce a travasarla ai calciatori, e i calciatori, sapendo anche la sua storia, sanno che quelle componenti hanno agito tanto da fare in modo che un calciatore di meglio livello sia stato capace di crescere costantemente fino ad arrivare anche in tarda età a centrare i suoi sogni. Questo spirito, questa idea di poter riuscire a ottenere dei risultati anche se tu non parti con lo stesso talento, con le stesse capacità, secondo me è una delle lezioni principali che ha ricevuto. Prima la primavera, che ha smesso di aver paura degli avversari, andava lì, li affrontava, si difendeva perché non era sprovveduta anche dal punto di vista tattico, un po' come il Cagliari che abbiamo visto nelle prime 2 giornate, ma appena poteva feriva. E questo secondo me è l'atteggiamento che viene più che da un aspetto tattico, per la tattica in questo caso è l'arma,
più che dall'atteggiamento tattico, dal coraggio, dal livello mentale che una squadra ha, perché molte volte quello che ti frena non è tanto quello che sai fare, ma quello che pensi di poter fare. E molte volte abbiamo visto anche nel passato delle squadre anche più forti di questa che aveva come atteggiamento quella di pararsi all'indietro, di abbassare le orecchie e aspettare di prenderle, ritardare il prenderle sperando di poterle prendere al 99esimo quando era finita la partita. Ecco, in questo caso c'è l'idea: io sono là, mostro il petto, entro, mi difendo, tento di non farmi picchiare e contemporaneamente però cerco di picchiarti. Prima di passare la palla a Luca, ti faccio quest'altra domanda, Vito, perché abbiamo parlato appunto di aspetto mentale e mi trovi totalmente concorde su questo discorso, perché soprattutto l'anno scorso noi abbiamo visto una primavera senza leader in maniera mediatica, diciamo così, a livello mediatico, a differenza di tante altre squadre invece del campionato primavera, cioè la Juve aveva, che so, il Vacca di turno, il Milan Liberali, insomma, adesso giusto per dire l'Inter Berenbrook, ok, giusto per fare 3 nomi delle 3 big. Il Cagliari non aveva il giocatore, forse Vinciguerra era quello un po' più reclamizzato anche per discorsi, tra virgolette, extracalcio, perché purtroppo lo sappiamo che per tanti che non seguivano il campionato primavera, probabilmente Vinciguerra era considerato il cognato di Barella, ok? Quindi questo non è che stiamo dicendo niente di nuovo, niente di diverso. Però secondo me la forza del Cagliari primavera è stata quella di unirsi intorno al suo vero leader, che era Fabio Pisacane. Penso al video motivazionale, quello che poi il Cagliari ha diffuso dopo prima della partita, no? Quella quando Pisacane sbatte le mani sul tavolo, insomma, per capirci, per caricare i giocatori. Come si passa da quella fase, quindi all'essere tu in qualche modo il leader di un gruppo di figli, possiamo dirlo senza nessun tipo di problema, come avviene nei casi migliori in primavera, a un gruppo in cui sì, tu sei il leader in qualche modo, perché chiaramente l'allenatore è la guida della squadra, però in cui ti trovi Pavoletti, Mina, Deiola, c'era Piccoli quest'estate che poi è andato via, si potrebbe sostituire con Foloruncio, Esposito, Belotti, ok, cioè come si passa da quella fase a quell'altra, e soprattutto a livello proprio di equilibrio, penso, nella gestione dei rapporti. Siccome hai parlato di soft skills, secondo me questo rientra totalmente in questo argomento. Guarda, è più facile con la prima squadra di quanto lo sia con la primavera, perché la filosofia e il tipo di lavoro che si fa all'interno della squadra, che Fabio ha fatto all'interno della squadra, non mira a identificare un leader, mira a fare in modo che tutti siano leader di se stessi. Cioè praticamente l'idea che viene veicolata è che nessuno all'interno della squadra deve poter scaricare le sue responsabilità sugli altri. La responsabilità del tuo successo dipende solamente da te, e quindi dipendendo solamente da te tutti sono responsabili di se stessi e tutti sono leader. La primavera che ha finito il campionato scorso è stata capace di essere leader, perché se noi andiamo a vedere anche i singoli giocatori, era un leader Ashur, Sofiane, come era un leader Vinciguerra, come era un leader Bolzan, anche a modo loro, perché ciascuno rappresentava una personalità. La cosa che è stata insegnata loro, e quindi ecco dove sta la differenza, insegnata dai giovani che abitualmente si lamentano con l'allenatore che non li fa giocare, con quello che non lo capisce, con quell'altro che non gli passa la palla e via dicendo, è stato proprio quello di far capire che il successo dell'individuo dipende dal successo di squadra e che l'individuo lavora per una squadra, quindi quando si pone in rapporto con qualcun altro deve dare il suo contributo, quindi deve avere una crescita individuale con responsabilità e poi fornire quello che riesce a crescere dentro il suo giardino all'interesse comune, e questo l'ha saputo fare con la primavera. Perché dico che è più facile con la prima squadra? Perché abbiamo a che fare con professionisti che già come indole sono delle ditte private, sanno benissimo che il loro successo è un successo di squadra nel momento in cui giochi, ma quando ti scade il contratto devi proporre la tua ditta individuale. Quindi se passi il concetto, tu sei responsabile della tua ditta, devi lavorare per migliorarla costantemente e metti a disposizione della squadra la possibilità di vedere moltiplicati i tuoi risultati, ecco che gli interessi si sposano.
l'interesse dell'individuo si sposa con l'interesse della squadra, perché attraverso il successo della squadra anche l'individuo finisce per avere successo. Molto bene. Luca? Abbiamo parlato un po', Vito, del discorso mentale, però io vado... Un po' filosofico, no? No, per me era ci chiarissimo, sta. ma poi hai fatto l'esempio delle ditte individuali, Esatto, che e ci quello, sta guarda, benissimo, è infatti. proprio perfetto, per cui... Nel mondo normale si direbbe io ho la partita IVA, quindi siamo è sempre quello il discorso fondamentalmente. Hai parlato bene del discorso mentale, ma io entro sul discorso tecnico, nel senso che all'interno del Cagliari quest'anno ci sono dei giocatori, mi viene in mente Esposito, mi viene in mente Folorunso, mi viene in mente anche lo stesso Belotti, giocatori che comunque hanno 3 storie diverse, ma tutti e 3 in qualche maniera a Cagliari devono rinascere, nel senso che è ovvio che Esposito è un giocatore giovane, è un giocatore che si dice lui può essere, diventerà, ma effettivamente lo scorso anno è vero, ha fatto 8 gol, ma 7 all'andata e 1 al ritorno, quindi nel giro di ritorno è un giocatore sicuramente discontinuo. Folorunso 2 anni fa al Verona bene, ma quando un po' ha alzato l'asticella, vabbè, al Napoli diciamo che non era nei primi pensieri di Conte, poi è andata alla Fiorentina, anche lì ci sono stati dei problemi soprattutto tattici, e poi il Gallo Belotti che comunque lo ricordiamo a Torino 6 anni di seguito, doppia cifra, un anno 26 gol, negli ultimi anni è un po' sparito dai radar, tra l'altro campione d'Europa. Ecco che Cagliari viene vista come un tempo, se ricordiamo i anni 90, dove Cagliari era quell'ambiente, quel giusto ambiente dove recuperare oppure migliorare il proprio iter calcistico. Ecco che questi 3 nomi possono essere dei giocatori che possono essere un valore aggiunto all'interno di un progetto, di un percorso meglio, come ha detto lo stesso direttore Melis, dove Pisacane è il conduttore, però tutti insieme devono remare verso lo stesso obiettivo, che ovviamente è la salvezza, ma se oltre alla salvezza ci fosse qualcosa di più, sarebbe decisamente meglio. Che dici, Vito? Assolutamente sì, è il compito della società, il compito di Pisacane è quello di valorizzare il potenziale umano. Cioè, se ci sono degli sbalzi d'umore, degli sbalzi di rendimento, molte volte noi non pensiamo che possano dipendere da caratteristiche esclusivamente atletiche, certamente incide, da caratteristiche esclusivamente tecniche, certamente incide, da atteggiamenti tattici, anche queste incidono, ma la cosa che domina di più il singolo individuo è l'atteggiamento mentale, come ho detto prima, dello stato emotivo. Cioè, quando Belotti entra in crisi, probabilmente per il ragazzo che è perché mentre a Torino tutto ruotava intorno a sé e c'era totale fiducia, la fiducia è una delle cose più ricche che noi abbiamo al mondo. Quando tu senti fiducia addosso, la fiducia ti dà quell'energia che non hai in altri momenti, soprattutto quando sei in difficoltà. Ecco, secondo me in questo caso Cagliari è capace di dare quella serenità che serve per esprimere il tuo potenziale, ma contemporaneamente deve avere la capacità, in questo caso conta molto la società e il tecnico, per avere fiducia. Noi l'anno scorso abbiamo visto una rosa che improvvisamente si è ristretta. C'erano giocatori che non giocavano mai, c'erano giocatori che non hanno mai visto il campo, lo vedevano pochissimo. Secondo te, con quello stato emotivo, si poteva pensare che questi potessero rendere al massimo? Una delle qualità che Fabio ha espresso in primavera, e ci torno all'esempio di primavera, è che non c'erano dei titolari, o meglio non c'erano 11 titolari e 11 panchinari, ma c'erano 22 giocatori che ruotavano. Vinci Guerra, che voi avete citato, anche nelle ultime partite è capitato abbia fatto la panchina per fare spazio agli altri attaccanti, cioè per avere 2 attaccanti lui ne utilizzava 4, ed è quello che abbiamo già visto, perché anche nel Cagliari di oggi noi abbiamo visto che gioca Belotti perché deve avere immediatamente fiducia, ed ecco dove inizia il rigenerare Belotti, farlo entrare in squadra anche quando, e lo abbiamo visto, non è al top della condizione, ma questo significa noi crediamo in te, tu qui sei uno dei più importanti, gli stai dando già un'investitura, gli stai dando un ruolo, lo stai responsabilizzando, così torniamo al termine prima, gli stai dando anche un ruolo importante in questo stato di responsabilità. Ma esce Belotti, entra Borrelli e vedi che immediatamente già questa concorrenza paga, ed è una cosa importante, perché quando un giocatore sa che può giocare lui ma può giocare anche l'altro, lo stato dell'allenamento diventa molto più alto di quanto può avvenire invece quando c'è uno che sa che gioca e l'altro che non verrà mai utilizzato.
E da questo punto di vista questo tipo di concorrenza, questo tipo di stato mentale, quella che nessuno è titolare, che tutti hanno la fiducia e che tutti avranno il loro ruolo, finisce per essere l'elemento che potrebbe fare in modo che i cali di tensione non ci siano. Uso Piccoli, che non era con Fabio, ma che comunque sia ha avuto, quando è arrivato l'anno scorso, la fiducia totale della squadra, ha iniziato a segnare e è andato avanti per l'intero anno. Se l'anno di Piccoli, secondo me, è un anno unico, se andiamo a vedere le precedenti esperienze, sì, perché dappertutto è stato precedentemente, e purtroppo per lui gli dico che rischia la stessa cosa con la Fiorentina, non giocava titolare, non era l'assoluto protagonista, non era il punto fermo, e se per caso tu non sei capace di tenere altissimo il tuo livello emotivo, la tua concentrazione, la tua determinazione, difficilmente riesci a rendere al massimo, ed è lì il nodo. I grandi campioni sono quelli che riescono a stare sempre nello stato massimo del loro rendimento per un anno intero. Esposito lo imparerà, secondo me, perché Esposito è utilizzato costantemente, messo dentro il campo, responsabilizzato, cioè Fabio è bravissimo in questo, è bravissimo nel trattare con le persone. Vi faccio notare un'altra cosa: i secondi allenatori. Abitualmente i secondi allenatori li vedi che timidamente molte volte durante la partita si avvicinano al primo allenatore per suggerirgli qualcosa, molte volte il primo allenatore neanche li ascolta. Notate l'atteggiamento che ha Fabio con i suoi collaboratori, li chiama ogni tanto uno a uno ed è lui che chiede conti, è l'esatto cosa che si svolge, e questa è una grandissima qualità. Pito, prima di chiudere, sono diverse domande che prego Luca di leggere, per esempio quella di Stefano, ma non soltanto, ce ne sono almeno 2 o 3. Sì, allora andiamo, ecco, Stefano Perché che dice appunto spunti interessanti. Vorrei sapere cosa pensa Vittorio del progetto di quest'anno e se secondo lui si poteva fare meglio qualche scelta di mercato. Guarda, allora, meglio, si può fare sempre meglio, cioè io sono proiettato sempre al futuro, dico che il pessimismo è praticamente vestito di conoscenza, di opportunità, diventa ottimismo, se tu lo vesti di possibilità che hai. Quindi le possibilità ci possono sempre essere, tu avevi un patrimonio a un certo punto e quel patrimonio lo potevi destinare in una scelta o nell'altra, quindi da questa scelta che non hai una controprova esatta nel momento, poteva venire fuori un buon risultato o un cattivo risultato, però la scelta andava fatta. Io sono stato molto critico alla cessione di Piccoli, all'idea che non venisse sostituito con nessuno, né con una scelta né con l'altra. Lì dico, non ci puoi mettere la borsa dei soldi a fare i gol, perché la borsa dei soldi sono un'unità di misura, è come se io utilizzassi i metri cubi per potermi non costruisco la casa, ho un terreno, non costruisco la casa, ho i metri cubi, quelli ce li ho potenzialmente, ma la casa non ce l'ho, e quando piove piove. Quindi anche avendo i soldi, se poi i soldi non li trasformo in qualcosa di concreto per la squadra, ho i soldi ma piove se non segno gol, e quindi rischio di rovinare il tutto. Ecco, in questo senso invece credo che le operazioni di mercato, indipendentemente dal fatto che poi siano anche individuali, personalizzabili, che nascono sulla base del pensiero dell'uno o del pensiero dell'altro, perché se noi confrontiamo 10.000 tifosi, sono convinto che troveremo almeno 5.000 tifosi, forse anche di più, che avrebbero fatto tutti quanti scelte diverse l'uno rispetto all'altro. Però dico che le mosse sono state concrete, cioè nel senso che pur non mettendoci i nomi hanno fatto delle cose, delle operazioni fatte anche nel modo giusto. Forse l'unica cosa è il tardi della scelta dei Piccoli, che rischiava di essere pericoloso, perché poi lì rinunciare a un giocatore con il quale hai lavorato per un mese intero come punto di riferimento e privartene non avendo poi il sostituto all'inizio del campionato poteva essere veramente una scelta azzardata. Però alla fine sono state fatte tutte quelle che erano scelte da fare, partendo dalla base, che abbiamo visto quanto è importante, perché ci ha dato 2 punti nella partita scorsa, Caprile e gli altri risultati. Caprile e a dopo. Piccoli era il terzo, uno dei 3 andava sacrificato, è stato sacrificato Piccoli, però gli altri 2 stiamo vedendo già da adesso che praticamente sono coloro che andavano confermati, quindi quella scelta è stata già la prima scelta azzeccata, e poi ci si è circondati di profili che corrispondono a quelli che lavorano bene quando c'è un progetto, profili giovani o profili in via di riaffermazione. Foroluccio è uno di questi, Belotti è uno di questi. A proposito di Belotti aggiungo una cosa:
non dobbiamo pensare a Belotti come il Belotti che raggiunge l'Everest, perché chiaramente se noi dovessimo pensare ai giocatori sempre per il massimo che danno saremmo ingiusti, perché quello è il massimo. Noi dobbiamo pensare a una media. Negli ultimi anni è vero che Belotti non ha giocato come giocava a Torino, come non rendeva a Torino, ma giocando male e giocando poco, anche l'anno scorso nella sua stagione ha fatto 6 gol, che non sono pochi se poi li confronti, provi a pensare, ne ha fatto 2 con questi, una in Coppa Italia, 2 col Benfica, cioè cambiando costantemente ambiente, e noi dall'ambiente ricaviamo moltissime sicurezze. Lui comunque ha fatto 6 gol e non credo che sia un bottino indifferente. Se facesse solamente il doppio stando nello stesso ambiente a Cagliari, a mio giudizio si potrebbe tranquillamente parlare di un Belotti che ha fatto un grande campionato, perché non ci dobbiamo più aspettare il Belotti che segna 25 gol a stagione. Direi che quei tempi sono oramai passati. Vittorio, grazie davvero per essere stato con noi stamattina. Anche per te vale quello che diciamo a ogni ospite, questa è casa tua, quindi insomma ti aspettiamo anche più avanti, perché tanto la stagione è lunga, quindi ci sarà tempo assolutamente di commentare. Te l'ho detto privatamente tante volte, te lo rinnovo adesso pubblicamente, perché non voleva essere assolutamente un qualcosa di privato per leccare il culo. È una cosa sincera, cioè nell'ambito del nostro orizzonte, nell'ambito del panorama giornalistico sardo, siete in assoluto la più bella novità. Ve lo dico. Grazie. Poi detto da te, fa sicuramente molto molto piacere. Grazie Vittorio Sanna, ci vediamo presto e buona giornata. Ciao, a presto. Ciao. Eccoci qua, caro Luca Di Leonardo, vedo che c'è già la nostra seconda ospite pronta e anzi le chiediamo anche, la ringraziamo per aver pazientato. Sofia Devetag, ovvero capitana della Smeralda Ossi, volley femminile B2, 6º anno di questa bella avventura. Ciao Sofia, benvenuta a 131. Buongiorno, ciao. Come stai? Bene, molto bene, sono al lavoro, sono in ufficio, tutto bene. Tutto bene. Beh, allora insomma, Luca, si parlava in questi giorni chiaramente di volley femminile, la vittoria del mondiale da parte della nazionale italiana di Julio Velasco e di Alessia Orro, ovviamente. Chiaramente, cara Sofia, in questi giorni si deve parlare di volley, si deve assolutamente, ma non soltanto in questi giorni, perché volevo approfittare anche della tua presenza per rispondere a uno dei commenti che ci hanno scritto insomma nei giorni scorsi. Tutti bravi adesso a parlare di pallavolo, tutti esperti di volley, nessuno di noi è esperto, nessuno di noi ha questa presunzione. Avremmo parlato però di volley sardo, a prescindere dal fatto che l'Italia avesse vinto o meno il mondiale, che ci fossero stati i mondiali in generale, perché come dico sempre, questa è la casa dello sport sardo, noi vogliamo dare voce e insomma anche la possibilità di essere protagonisti a tutte le realtà sportive sarde, quindi è un caso in qualche modo, Sofia, che tu arrivi nostra ospite in questi giorni, ancora un po' di onda lunga dell'euforia mondiale. Abbiamo avuto il presidente regionale della FIPAV, Eliseo Secci, che ci ha dato già un po' il quadro un po' appunto generale della situazione sarda. Chiedo a te invece, da sportiva, praticante, da capitana appunto della Smeralda Ossi, una delle principali realtà pallavolistiche dell'isola, intanto come si vivono queste ore, e forse anche in questi ultimi anni, perché credo che dall'oro olimpico in poi ci sia stata una non sovraesposizione, perché sovraesposizione purtroppo lo sai meglio di noi, visto che lavori nella Dinamo Sassari, quindi conosci bene tutto l'orizzonte sportivo isolano e non solo. Esatto. E la sovraesposizione purtroppo è calcistica, cioè se ne parlava anche nei giorni scorsi e questo purtroppo è così. Però sicuramente aver vinto l'oro a Parigi ha migliorato un po' anche a livello mediatico la trattazione della pallavolo, specialmente femminile. Ecco, tu che la pratichi, come vivi questa situazione? Beh, innanzitutto sono iniziati anche i mondiali di pallavolo maschile, quindi guardiamo anche quelli. È ovvio, io appunto lavoro alla Dinamo, le vittorie portano successo, le vittorie portano altre vittorie e le vittorie portano entusiasmo.
sono molto contenta di questa cosa. La pallavolo a livello femminile è lo sport più praticato in Italia. È giusto che le ragazze della nazionale abbiano vinto tutto, ma non perché è giusto così, ma perché se lo meritano. Sono un gruppo meraviglioso, sono un gruppo coeso, sono un gruppo che giocano benissimo assieme, con un allenatore blasonato, famosissimo. Quindi perché no? È giustissimo, è giusto che diano movimento e voce un po' a questa pallavolo italiana, come guarda anche Sinner. Anche Sinner in questi anni ha vinto e ha creato tanto movimento a livello di tennis italiano. La pallavolo in Sardegna c'è, si fa sentire, non è di sicuro come l'Emilia Romagna, io sono dell'Emilia Romagna, però io sono contentissima di queste ragazze, di queste la nazionale delle fenomene che hanno vinto tutto quello che potevano, sia personalmente, sia individualmente che di gruppo, quindi se lo meritano, se lo meritavano ed è giustissimo così che sia così e spero che vadano avanti a vincere e a continuare questa scia positiva. E che traino magari i maschietti, mi viene da dire, Esatto, che ovviamente esatto, sì. bisogna anche Esatto, no, utilizzarle come esempio. Esatto, è in tutto qualche... collegato, è tutto collegato, esatto. In qualche e modo. anche noi della Smeralda a questo punto. Esatto. No, ma guarda, ci sono anche utenti che stesso di Ossi, vedi Gianfranco viva Smeralda Ossi da uno di Ossi, Forza Smeralda Esatto. e poi un saluto a Sofia da un ossese. Quindi abbiamo anche comunque utenti di Ossi che ti salutano tanto. Sofia. Ecco, giustamente. No, allora Sofia, hai detto, diciamo prima, sesta stagione in B2 femminile. Tra l'altro la tradizione sarda, soprattutto di volley femminile, è abbastanza nota, no? Io quando ero ragazzo c'era l'Airone Tortolì che era addirittura in serie A1, abbiamo avuto l'Ermea Olbia per 10 anni in serie A2, anche se poi quest'estate quello è stato un gran peccato, dico la verità, ecco. Quello che non ci sia la serie A femminile in Sardegna è stato un gran peccato, per tante cose, per tanti movimenti, per le giovani, quello è veramente un peccato. Veramente un peccato. Quando ho letto la notizia a luglio mi è dispiaciuto tantissimo, veramente tanto. Sì, tra l'altro proprio la primavera scorsa avevo intervistato Sofì Blasi, libero Di Bologna. Libero oramai dell'Ermea Olbia, di Bologna, esatto, figlia del grande Andrea Blasi, e con lei avevo un po' appunto ragionato su tutte quelle che sono poi le varie sfaccettature della pallavolo femminile. Chiedo anche a te, a distanza di pochi anni, se sei d'accordo in qualche modo con quella che era la sua analisi e che poi in parte anche quello che diceva il presidente Secci, cioè in Sardegna c'è tanta passione, perché si vede, si respira la passione, sia da parte di chi la pratica la pallavolo, sia anche da parte del pubblico, perché ci sono delle piazze in cui ha attecchito storicamente, però poi manca sempre quel qualcosina in più per fare il salto, cioè forse addirittura nella pallavolo femminile, forse anche più che in quella maschile, si sente lo stacco tra il professionismo vero, cioè quello delle Orro, Silla, Egono e via dicendo, e poi invece dei gradini più bassi del movimento. Sei d'accordo su questo? In Sardegna non è facile fare sport, ragazzi, non è facile perché sei un'isola, attorno hai il mare, quindi innanzitutto non è facile, il movimento per forza ne risente. Anche noi, per dire, fare un amichevole, devi per forza o andare giù a Cagliari o devi andare alla Maddalena, e ovvio capisci che invece quando io giocavo nella penisola, quando giocavo in Emilia Romagna, in continente, ho giocato in continente come dite voi, è ovvio che è tutto molto più semplice, quindi di conseguenza il movimento certo che ne risente. No, madonna, hai messo una delle partite peggiori che ho fatto l'anno scorso, tra l'altro. No, tolgo subito, non sia mai. Questa è stata una bellissima partita, tra l'altro 3 ore di partita, un 3-2. Ma siccome ho visto una partita lunga, ho detto, beh dai, tutto sommato mettiamo posto, ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Dimmi quando hai fatto il punto, così magari tutti i momenti al minuto giusto. Così scegliamo quello, così esatto. Siamo tutti Comunque più contenti. Sì, ha ragione Sofia, ha ragione, purtroppo
le strutture anche, noi ad esempio a Ossi siamo fortunati, abbiamo una bellissima palestra, una bellissima struttura, però anche le strutture, le palestre, è un problema italiano, non solo della regione Sardegna, il problema, io ho giocato tanti anni in Serie A e anche quando giocavo in giro per l'Italia le palestre, anche se giocavi in Serie A, erano fatiscenti, quindi questo è un problema italiano. Però sì, è vero, in non è Sardegna soltanto sardo, esempio, diciamo così. esatto, però è vero, in Sardegna purtroppo essendo una regione isolata, fatemi usare questo termine, purtroppo ne risentiamo molto. Perfetto. Io, Sofia, ti volevo chiedere proprio su questo, perché io ho fatto il tuo passaggio contrario, nel senso che io ho vissuto per 5 anni in Emilia-Romagna. E allora ti chiedo, il fatto che tu adesso sei in Sardegna ormai da 6 anni, giusto? Sì, Quale- 5 anni, sì, 5 anni e mezzo. ok. Sì. Ed eri abituata comunque a un'altra realtà. Adesso qui giochi, lavori, ma qual è, diciamo, il valore aggiunto? Perché è vero, l'isola Sardegna è un'isola isolata, però nel momento in cui parliamo di qualità di vita, probabilmente c'è un po' di differenza. Quindi diciamo che lo step, diciamo, di venire in Sardegna, pagare magari anche a livello professionale, perché comunque prima in Serie A, adesso sei scesa di categoria, però la qualità della vita è sicuramente diversa. E allora ti chiedo, come riesci? Cioè, ti manca l'Emilia Romagna oppure la scelta della Sardegna può essere, diciamo, una scelta definitiva? Ma di definitivo nella vita non c'è niente. Certo. Io sono molto contenta per ora di stare qui, sto molto bene, mi piace molto il mio lavoro, ho il mio fidanzato Andrea con cui sto benissimo, ho la pallavolo con cui mi trovo da Dio, mi hanno accolto come se fossi una loro figlia. Come dicevo prima, non è facile. Voi ci siete nati, cresciuti, io purtroppo in Emilia-Romagna, sai cosa? È tutto più veloce da noi, nel senso, è tutto più a portata d'uomo, nel senso, hai voglia di andare a Firenze, prendi una freccia in mezz'ora sei a Firenze, hai voglia di andare a Milano, prendi la freccia in 35 minuti sei a Milano. Io ad esempio, vedi, il prossimo weekend, proprio guarda, stavo parlando prima in ufficio con i miei colleghi, il prossimo weekend ho 2 giorni liberi, ho detto io vorrei andare 2 giorni dalla mia famiglia che non vedo da giugno, devi organizzarti l'aereo, poi c'è l'aereo che parte a mezzogiorno, l'aereo che parte alle 6, quello che parte invece alle 22, per tornare a casa costa 150 euro. Quindi vivere in un'isola purtroppo è complicato per quello, poi è ovvio. Dall'altra parte della medaglia hai invece che sei stata lì, che a mezz'ora hai Stintino, a mezz'ora hai le Bombarde, a mezz'ora hai un mare meraviglioso, finisci di lavorare alle 6 d'estate, alle 7 sei già al mare, su questo mare azzurro, cosa che da noi non esiste. Quindi è ovvio che, come in tutte le cose, ci sono i pro e i contro, no? È uguale anche nello sport, capisci che tutti i sabati per noi prendere l'aereo, ti svegli alle 6 di mattina, prendi l'aereo, vai a giocare a Roma, vai a giocare a Milano, vai a giocare insomma in giro per l'Italia, torni, insomma per una B devi fare delle trasferte veramente lunghe, pesanti, costose, perché a livello societario sono anche costose, quindi per quello, capito? Però per ora sì. Bisogna sapersi adattare, vero Sofia? Cioè, bisogna sapere prendere il bello da tutto, perché fondamentalmente poi è quello il segreto Esatto. per vivere in Sardegna, perché se no, insomma, appunto, hai detto bene, noi purtroppo siamo ben abituati a questo tipo di problemi, che però, come hai detto giustamente tu, sono anche una delle cause principali, un po' in generale, delle difficoltà di tutti i vari sport, perché poi adesso, al di là di tutto, per fortuna, dico io, la Sardegna ha delle realtà sportive importanti. Come dice sempre il nostro Nando Mura, quando viene il nostro ospite, dice ci sono tante altre regioni molto più ricche, molto meno in crisi dal punto di vista economico e demografico della Sardegna, che per esempio non hanno 1 o 2 squadre nel professionismo del calcio come alla Sardegna, quindi Cagliari e Torres, hanno un'altra squadra, cioè hanno una società nella Serie A1 di basket maschile, femminile, nella parte lab e via dicendo. La Raimond idem con la pallamano, quindi insomma c'è questa sorta di discrepanza, cioè nonostante tutte le difficoltà, però la Sardegna continua a essere un'isola profondamente Felice. sportiva,
in qualche modo, diciamo felice per fare prima. No, ti chiedo invece, entrando proprio nella tua carriera sportiva, nella tua vita sportiva, 6 anni dicevamo a Ossi, capitana, insomma, chiaramente hai già una bella esperienza. Ti chiedo il ricordo più bello finora della tua esperienza alla Smeralda. Ma forse il ricordo più bello è stato proprio, sì, è stato proprio il primo anno, quando sono arrivata a gennaio, che era periodo Covid, cioè era dopo il Covid, e io venivo giocavo a Imola alla CLAI e avevamo vinto il campionato di Serie B. E quindi era il periodo del Covid e non potevi giocare, non so se vi ricordate, comunque non si poteva disputare il campionato perché c'erano delle regole, quindi quell'anno lì il campionato iniziò a gennaio, io arrivai proprio a gennaio, e metà gennaio, e quello lì per me fu, forse in questi 5 anni che sono qua, forse l'anno più bello, perché abbiamo fatto i playoff per salire dalla B2 alla B1. E quindi siamo andati a giocare in Toscana, abbiamo giocato contro il Grosseto, abbiamo fatto le finali playoff per salire, e per Ossi era come se noi avessimo vinto la Champions League, capito? Eravamo tutti Cristiano Ronaldo di turno, e invece era semplicemente disputare un playoff di B2 che io personalmente ero abituata, avendo alle spalle anni di Serie A, anni di B1, e tutto, invece per i miei compagni, per il presidente, per i cittadini, era una roba, mi sembrava avessimo veramente vinto la Champions League, e quella per me è stata un'emozione bellissima, che fa capire quanto siano ospitali, quanto siano veramente parte integrante della società, gli ossesi. Ecco, proprio su questo ti chiedo, Sofia, perché hai detto secondo me una cosa fondamentale sull'ospitalità e anche sul come un paese di non tantissimi abitanti, ovviamente, come può essere Ossi, ma sempre nella stessa zona, faccio l'esempio di Uri, con l'Atletico Uri di Serie D, insomma, fino a qualche anno fa, fino alla primavera scorsa, perché poi quest'anno sono retrocessi in eccellenza dopo diverse stagioni in Serie D. Però ecco, la squadra sportiva diventa l'orgoglio del paese e anche l'occasione di coesione sociale, in qualche modo, perché è la cosa bella, è la parte sana probabilmente, no? E in un momento a livello mondiale, mi viene da dire, in cui lo sport viene visto sempre come interesse, marketing, soldi e quant'altro, ecco, mantenere viva questa dimensione sana e genuina probabilmente è fondamentale. In più, aggiungo io, in un'isola come la Sardegna. Lo sport dovrebbe essere così, dovrebbe essere sano, puro, vergine, invece purtroppo, come dici tu, viene sempre attaccato, giustamente, perché alla fine il marketing o comunque la parte economica è fondamentale nella nostra vita, però a livello sportivo, però a Ossi ancora è molto puro, è molto vero, diciamo la verità, è proprio... C'è anche i dirigenti, i ragazzi che ci lavorano attorno, anche le ragazze che vivono a Ossi sono proprio trattate come delle regine, questo mi fa molto piacere, molto, molto piacere, veramente. Luca, c'è una domanda per Sofia. Sì, c'è una domanda. Allora, Gianluca dice, dal tuo punto di vista tecnico, qual è oggi l'aspetto più critico che una schiacciatrice deve curare per eccellere ad alto livello? Domanda tecnica del nostro Gianluca. Esatto, allora caro, una schiacciatrice, quindi nel mio caso io sono una schiacciatrice, purtroppo si è persa molto la tecnica in questi anni, e non solo nella pallavolo, ma io l'ho vedo in tanti sport. Purtroppo la tecnica si è persa molto, purtroppo ora si pensa molto al fisico, a essere alti, grossi, a essere 2 metri, in realtà si è persa molto la tecnica, ma ricordiamoci che lo sport è fatto di tecnica, e quindi purtroppo anche ora ci sono molte giocatrici alte, grosse, casomai fisiche, ma che non hanno tecnica, e invece per eccellere bisogna avere la tecnica, quindi ricevere bene, difendere bene, avere la tecnica del bagger, curare molto appunto i dettagli soprattutto. Purtroppo in Serie A si parla molto di dettagli, in B no, ed è quello che io faccio e mi arrabbio con le mie compagne perché non si rendono conto che anche in B i dettagli sono importanti, iniziano a essere fondamentali.
Beh, che Sei fanno d'accordo, probabilmente la Luca? differenza, certo. Sei d'accordo con Assolutamente. questa analisi, Luca? Sì, sì, ma io lo metto anche nel calcio, io lo metto anche nel calcio questo, nel senso Sì, che, come hai detto bene tu, io penso che ormai in tutti gli sport c'è stata un'evoluzione totale dovuta a tanti interessi, mettiamola così, che esatto. chiaramente fanno più uno spettacolo rispetto magari effettivamente la valenza di quel gioco. Quindi per lo spettacolo si fa meno tecnica, ma si fa più show. Mettiamola così, Io mi da quel che ho ricordo un po' di capito. anni fa, quando io ho iniziato a giocare, che ero piccolina, avevo 6 anni, adesso ne ho 32, oppure io mi ricordo, non so, i primi anni di Serie A. Io adesso in questi anni guardo le partite di Serie A in TV, sono andata anche a vedere Olbia, cioè da noi i centrali, che sono quelli alti alti in mezzo al campo, non so se avete un po' idea, Ok, che sì, noi li sì. chiamiamo i rincoglioniti, Esatto. ecco. Loro, cioè, una volta sapevano tutti difendere, sapevano tutti alzare, oltre che attaccare e murare. Adesso no, non sanno più fare niente. Tanto c'è il libero, che è quella piccolina con la maglia diversa. Ma perché? Cioè, capito? E quindi adesso purtroppo si è persa molto questa tecnica, idem l'opposto. L'opposto deve solo attaccare e fare il muro. No, in realtà deve battere, deve difendere. Se l'alzatore difende, lei deve anche alzare. E purtroppo si è persa molto questa cosa. Infatti io mi arrabbio con le mie compagne perché gli chiedo sempre attenzione e chiedo anche alle altre di metterci sempre dei dettagli ogni giorno in più. Sì, tra Ci l'altro sta. hai detto bene, hai fatto bene l'esempio. Io chiaramente sono cresciuto con la generazione dei fenomeni di Velasco, quindi Gianni, Cantagalli, Certo, Bernardi, Gravina, Bracci, insomma, quelli lì, per capire perché effettivamente primi anni 90 era il prime fondamentalmente dell'Italia di Velasco, mondiali, Olimpiadi e quant'altro. E, all'epoca, devo essere sincero, guardavo molto di più il volley rispetto gli ultimi anni, perché poi, vabbè, ovviamente purtroppo facendo questa vita che mi porta a seguire più il calcio che altro è anche certo. complicato. Però ogni tanto quando guardo, comunque, per esempio, ieri ho visto 20 minuti della nazionale maschile contro il Belgio, che poi ha perso contro il Sì, Belgio, sì, sì. ed effettivamente noto, allora, se già per esempio nel calcio si nota di anno in anno, di decennio in decennio, proprio il cambio totale sia dal punto di vista tattico, ma anche di velocità, soprattutto dell'azione, cioè anche oramai nella pallavolo maschile, ancora di più che in quella femminile, cioè veramente sembra uno sport di robot, perché lo scambio dura È pochissimo, vero. perché si punta a fare punto subito, mentre prima magari col discorso del cambio, stiamo parlando ovviamente di tempi, Sì, di di 30 tempi anni fa. andati, esatto, però Però è è proprio vero. completamente Sì. il modo di vivere lo sport, cioè questo sport. E tu hai detto una cosa che mi ha fatto effettivamente riflettere. Adesso si cercano subito i giocatori di grande fisico, più alto 6, più grosso 6. Meglio è, io anni fa incontrai in una trasferta Zaitsev, nello stesso albergo di Verona, e feci una foto con lui e praticamente gli arrivavo veramente alla cinta. Cioè io sono 1,72, Sì, quindi all'ombelico. non sono alto, ma non sono neanche troppo bassissimo, diciamo. Mi ritengo una persona normale, almeno in Sardegna, e mi ricordo che Zaitsev era gigantesco, cioè cosa che prima Sarà magari 2,10 m, 2,5 m. cioè, Capito. capito, era una cosa enorme, era più un fisico probabilmente da centro di basket che da opposto di volley. Effettivamente c'è anche oramai, guardando tutta la nazionale maschile, cioè anche il libero praticamente è alto quasi 2 metri, e 2 quindi metri. Sì, sì. cioè, si cercano, ma poi se andiamo a vedere anche il tennis, se pensi a Sinner è alto 2 Certo. metri. Ma per dirti, io sono Eh, 1,80 m, io sono 1,80 m, quindi non mi reputo una persona bassa. Io sono eh, 1,80 m, io ad esempio gli anni che giocavo in Serie A facevo il libero. Facevo il libero ecco. perché ero bassa per fare la banda. In B faccio la banda, faccio l'attaccante perché sono alta per la Serie B. Invece in Serie A, gli anni della Serie A, io facevo il libero. È vero anche che poi devi essere brava dietro, brava con ricezione, difese, ovvio, devi avere le caratteristiche. Però ecco, io gli anni della Serie A, ad esempio,
facevo il libro perché ero bassa e sono 1,80 m per dirti. Sì, e guarda, è la stessa cosa che mi diceva Sofì Blasi a Olbia la scorsa primavera, diceva la stessa cosa, cioè io quando ho scelto di salire di categoria ho dovuto arretrare, ho dovuto mettermi a fare il libero perché poi alla fine c'erano ragazze che erano più performanti, diciamo così, a livello fisico di me. Ma anche Traccada dice giustamente, anche nel basket a 2 metri ci sono le guardie, cioè anche ora si è alzato anche nel basket chiaramente ulteriormente il livello fisico. Sofia, ti salutiamo con l'ultima domanda, che è quella di Jeff, che ci fa su Twitch, che è un po' più intima, quindi ti chiede a che età hai iniziato con la pallavolo e qual è stato il tuo percorso. Ho iniziato a giocare a pallavolo che avevo 6-7 anni, perché a Imola in quel periodo c'era il Famila, che era una squadra di Serie A1 femminile, quindi mi ero appassionata alla pallavolo. Contemporaneamente giocavo anche a basket, però poi ho scelto la pallavolo, mi piaceva molto di più. Sono uscita di casa in prima superiore, sono andata a Ravenna, alla Teodora Ravenna, vicino a casa, io sono di Imola, quindi vicino a casa. Sono uscita di casa, ho iniziato a giocare da subito con l'Under 16, Under 18, l'anno di Ravenna c'era anche il Club Italia, quindi ho fatto anche un po' di Club Italia, quindi di nazionale juniores, e poi dopo sono andata 2 anni a Vicenza, seconda e terza superiore l'ho passata a Vicenza, dove eravamo una squadra scelta, selezionata da tutta Italia, da ragazze provenienti da tutta Italia. Ho vinto 3 scudetti giovanili, Under 18, in cui 2 anni lì. E poi dopo sono andata a Pisa, che ho iniziato con la mia carriera da professionista, e quindi ho iniziato a Pisa, e la quarta superiore ero a Pisa, la quinta superiore ero a Urbino, che è stato il mio primo anno di Serie A, di A1, contemporaneamente facevo anche la Coppa Europa, quindi è stato un anno stupendo, meraviglioso, ho girato l'Europa, è stato un anno veramente stupendo. E poi l'anno dopo sono andata per 4 anni, ho giocato in Campania, che ho girato 4 società diverse, ma sono andate per 4 anni in Campania, che ho sempre giocato in Serie A e in A2, e poi dopo sono tornata a Imola, e da lì a Imola abbiamo fatto la B, abbiamo vinto il campionato, e poi appunto 5 anni fa ho deciso di trasferirmi. E poi Sardegna. E poi Sardegna. No, ma io ti faccio una domanda allora, a questo punto. Imola, Ecco. ma tu ti senti emiliana o romagnola? Romagnola. Ma che domande fai? Ma che No, domande fai? c'è il Mi perché. scuso per lui, No, mi c'è il scuso. No, ha perché. ragione, Sai perché perché? Imola in teoria è sotto Bologna, noi siamo provincia di Bologna, quindi Esatto. in teoria c'è chi dice che siamo emiliani, però ti posso assicurare che noi come spirito, come animo siamo un sacco romagnoli. Ma si sente anche dalla parlata, tra l'altro. Bolognesi solo a livello amministrativo, diceva quello. Sempre Jeff dice che consigli do alle mie bambine che iniziano ora con la pallavolo, oltre che divertirsi. Di allenarsi, di non... mi dispiace dire questa frase ora, ma nel senso... No, volevo dire una cosa, poi aspetta mi correggo. Di allenarsi, di continuare sempre ad allenarsi, di non lasciare gli studi per lo sport. Nel senso, attenzione, è giustissimo studiare, è giustissimo portare avanti la carriera di studi, ma è giustissimo conciliare entrambe le cose. Io non sopporto la gente che dice non gioco più perché devo studiare. Nella vita si può fare tutto, si deve fare tutto. Quindi allenarsi, casomai venire a vedere le nostre partite, venire a vedere anche degli allenamenti di persone un po' più grandi, un po' più capaci, perché anche guardare serve, e poi continuare ad allenarsi, sacrificarsi, che è importantissimo, e ora c'è poco lo spirito di sacrificio, e non arrendersi. Non tutti diventiamo fenomeni, non tutti diventiamo l'egomo di turno, la stella di turno. Io non lo sono diventata, ma non per questo devo essere considerata una sfigata, anzi sono contentissima di quello che faccio, del mio passato e di quello che continuerò a fare, quindi non tutti nasciamo fenomeni, anzi ognuno deve fare il suo percorso e la sua vita, divertirsi appunto e sacrificarsi, fare allenamento, continuare ad allenarsi, non buttarsi mai giù.
E soprattutto, come dicevamo prima, Sofia, utilizzare lo sport come strumento di crescita, non unicamente come unica ragione di vita per magari cercare di ambire a chissà quali traguardi, che è giusto ed è legittimo ambire, però, appunto, come hai detto giustamente tu, non tutti sono Paolo Gomma, giusto per fare esatto. Guarda che in questi anni, il primo anno c'era meno gente, guarda che poi negli anni, comunque fai 5 anni in B, tieni sempre la categoria, quindi anche già questo vuol dire, sono ottimi risultati. In questi anni le palestre erano sempre piene, infatti sono molto contenta, anche se giochiamo a un orario osceno, perché alle 2, giusto? sabato alle 2, alle 3, sì. Perché ovviamente le altre pieno pranzo. In pieno pranzo, esatto. Perché il discorso dei voli, ovviamente. In pieno spuntino, come dite voi. E quindi sì, per il discorso dei voli, perché la sera alle 8 hanno già l'aereo per tornare a Milano, a Firenze, insomma, quindi purtroppo giochiamo presto. Certo. No, l'ultima, Sofia, davvero, poi ti salutiamo ringraziandoti tantissimo davvero di essere stata con noi. 6ª stagione appunto dell'Ossi in Serie B2, ambizioni? Siamo generali, una squadra tutta nuova. La salvezza, sicuramente tenere la categoria, rimanere nella categoria, rimanere in Serie B. Siamo tutte nuove, a parte il libero, il resto le altre ragazze sono tutte nuove, quindi sai, amalgamare 6-8 persone nuove non è facile, soprattutto tutte che vengono da culture diverse, da società diverse, da categorie anche diverse. Non è facile, non è semplice, rimane sempre allenatore Alberto con Luca, rimaniamo io, Eleonora e la seconda pareggiatrice, però speriamo. Per ora io sono molto contenta, dico la verità, sono molto fiduciosa, molto contenta delle mie nuove compagne e speriamo di fare bene. Domenica abbiamo amichevole contro l'Alfieri Cagliari di B1, siamo a Mogoro a fare un amichevole, un torneo vicino, e quindi... a metà strada, dai, tendenzialmente. Sì. E quindi così. Più o meno. Vediamo, il primo test stagionale, vediamo. Vi auguriamo il meglio, ovviamente, cara Sofia. Quindi ringraziamo Sofia De Vetac della Smeralda Ossi, ringraziamo anche la Smeralda Ossi, ovviamente, per insomma, essere stati con noi oggi. Anche per te vale lo stesso invito, la stagione è lunga, quindi contiamo di riaverti di nuovo ospite per magari appunto parlare anche un po' della stagione in corso. Va bene? Certo. Grazie ci vediamo a Ossi a vedere la partita. Grazie mille, Sofia. Grazie Sofia, a presto. Ciao. Grazie mille, carinissimi. Buona giornata, ciao. Eccoci, Lucone, mi stavo strozzando nel frattempo. Stiamo perdendo il direttore, ragazzi, attenzione. È l'occasione per far vedere la magnifica tazza di 131. Tu hai l'altra versione. Vabbè, io so la versione di da Buongiorno 131. Bene, Lucone, possiamo anche avviarci alla chiusura, visto che abbiamo già superato l'ora di gioco, come si suol dire. Una bella puntata pregna di contenuti anche oggi. Sì. Bella. Direi con realtà diverse, da una parte Vittoria, dall'altra Sofia, insomma, che ci hanno un po' delineato qual è la situazione e ritorna sempre il mood. Ci stiamo educando veramente noi in primis, ma speriamo anche chi ci segue chiaramente insomma. Ciao Gianfranco, grazie a te per essere stato con noi, buon ovviamente lavoro. Da Ossi, e buon lavoro. E dicevo, ci stiamo educando un po' alla conoscenza dello sport sardo, calcio, basket, volley. Adesso settimana prossima cercheremo appunto di continuare a sondare e a soprattutto invitare ospiti proprio sportivi, protagonisti dello sport sardo. Non ce ne vogliono i colleghi giornalisti, che sicuramente ci fa piacere invitare e ci fa piacere con loro discutere e analizzare le varie cose, però questa trasmissione è fatta anche proprio per ospitare chi lo sport lo pratica e non solo chi lo racconta, e quindi vedremo, abbiamo già alcuni ospiti interessanti. Per domani, caro Luke, domani è giovedì, quindi avremo sicuramente l'inviato da Lecce, cioè il corrispondente da Lecce. Esatto, così faremo insomma un focus sulla squadra, sul prossimo avversario del Cagliari. E poi
Avremo Poi ci sarà il anche- presidente della FIGC regionale Gianni Cadoni per fare Esatto. con lui un ragionamento appunto sullo stato del calcio sardo, come sempre dalla Serie A fino alle categorie regionali, appunto, quindi dall'eccellenza in giù per capirci. È iniziata l'eccellenza nell'ultimo turno, anche la promozione, insomma la Serie D è già arrivata alla Insomma, il terza termometro giornata, del perché il calcio weekend sarà la sardo, terza giornata. Sì, tendenzialmente per appunto un confronto anche proprio di sistema, per capire un po' verso cioè la direzione che sta percorrendo il calcio sardo, mentre alle 18:30 domani, ricordiamolo, ci sarà Fanta 131 con te, perché domani sarai da Sì. solo, Sì. quindi inondatelo 18:30 pure di commenti, di domande e tutto, mentre stasera alle 16 ci sarà Fabio Pisacane in conferenza stampa all'Unipol Domus, quindi vi racconteremo come sempre in forma testuale le sue parole. Poi domani sera 19:30 vigilia di Lecce Cagliari, quindi con le parole di Pisacane e non soltanto. Va bene? È venerdì la partita, ovviamente. Quindi Vabbè, ovviamente questo, quindi, insomma, ci siamo. quello lo davamo per scontato, diciamo così. Va bene? Perfetto. Va benissimo. Grazie ragazzi a tutti, grazie ai tanti supporti. È bello perché comunque ci sono anche tante domande interessanti. Insomma, piano piano avremo Sì, lo modo stiamo di facendo affrontare. per farti avere Ma è una mia cultura scuola, sportiva certo, che io, va ragazzi, oltre il purtroppo- calcio. Io Questo lo purtroppo cioè, ero e sono calciofilo, quindi no, chiederemo anche il rimborso Certo, insomma, certo. come attività formativa questa per Luca Di Leonardo. rimborso spese. Esatto. Cioè chiederemo, ma perché? Allora, adesso bisogna Guardate come va a finire, formazione. guardate come va a finire alla fine, che si rigira tutto, attenzione. Che cosa? Su che cosa? In generale. In generale. Sto facendo vabbè, una si rigira. battuta, ti volevo fare una Vabbè. battuta. Vabbè, io adesso inizio a sentire già i primi dolori alla schiena E questo è comunque. niente, vedrai stasera. Ma te l'ho già detto, io tendenzialmente è intorno alle 18-20 ore post. E quando post si partita. rilassano i muscoli, che lì incominciano a dire, beh, qui non sapevo che avevo questo muscolo. Ti capiterà di dire Muscolo. anche questo. Vabbè. Vabbè, guarda, ci sono già passato anche. Non so. Vabbè, io ho il carattrezzi ogni martedì mattina per scendere dal letto, attenzione. Secondo te largano. Sì, esatto. La sei fissata al muro. Ecco, vedi, io mi sento colpevole di questo. Mi è venuta un'altra malattia, il fantacalcio. Grande Gianlu. Vabbè, nel caso puoi fare una class action contro Luca Di Leonardo, cioè vi mettete d'accordo contro di lui. Vedi, fantavolley, fantabasket, vabbè, su questo io, ragazzi, non vi posso aiutare. Sì, sì. E anche sarà- Fanta Di Leonardo. Esatto, LDL. Bellissimo. Volevo farti vedere, cioè far vedere la foto della tua coscia. No. Che Sì. colori è oggi? Male. Perché ha preso una bella pallonata, ma l'anziano. avete presente Ollie Non è che Benji? ti ha scoppiato il capillare, qualcosa del Sicuro, genere? no, sicuro, perché si stava ok. gonfiando. Io lì sono entrato Ah. nel panico, perché sentivo dolore e poi ho visto il gonfio alto. Attenzione, cosa è successo? E praticamente Ollie Benji, quando c'era la Sì, pallonata e il pallone si fermava proprio, ecco, Sì, si è sì. fermato lì. Bello. Sì, bellissimo. Bello. Proprio. L'ho ringraziato ovviamente. Grazie Dario. Ma ci sta. A buon Vabbè, rendere mica è colpa soprattutto. sua. No, a buon rendere. Qua, semplicemente qua, in fronte. Va bene, ragazzi, dopo questa meravigliosa chiusura andiamo veramente a chiudere ringraziando come sempre tutti coloro che ci hanno seguito in diretta, coloro che ci seguiranno in replica sia su YouTube che su Spotify. Mettete like, iscrivetevi al canale, abbonatevi, perché insomma stiamo iniziando a costruire anche tutta una serie di contenuti in anteprima per gli abbonati in generale, e quindi insomma se vi fa piacere aiutarci a crescere, questi sono i passaggi fondamentalmente. Lucone, ci vediamo domani? O no, ci vediamo stasera da Pisacane? Certo. Ma stasera, vabbè. Assolutamente. Stasera. Ciao ragazzi. Ciao. Buona mattinata. Ciao. A domani. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce
131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.